Nell'ambito delle manifestazioni estive in atto presso il comune di Oppolo Giancazio, nell'attesa della saga del melone giallo che si svolgerà il prossimo 6 e 7 agosto, il comune ha inserito nell'ampio cartellone estivo organizzato per questa stagione in collaborazione con la locale Proloco una serata dedicata alle donne. Il tema "Il rosso si indossa, non si versa", la resilienza è donna, la forza, il coraggio e la determinazione delle donne raccontate attraverso l'arte pittorica, la musica, la danza, il teatro, la letteratura. All'evento hanno partecipato Ester Rizzo, scrittrice, Lia Rocco, attrice, Giovanni Moscato, attore, la SD Danza, Vincenzo Arnone, pittore. Sono intervenuti al dibattito Antonello Gallo Carrabba del Centro Aiuto Antiviolenza Telefono Aiuto, Gesuela Pullara, dirigente Polizia Penitenziaria, Carmelina Argento nella qualità di assessore al comune di Oppolo Giancazio alle politiche sociali, Giuseppe Lodico, presidente della Proloco, Raimondo Sorintano, parroco. Ha moderato la serata Maria Portella. Oggi è il 2 agosto e come 3 anni fa, anche quest'anno dopo la chiusura che ci ha obbligato il Covid, stiamo nuovamente celebrando questa giornata che ha il nome "Il rosso si indossa e non si versa, la resilienza è donna". Lo facciamo attraverso l'arte, lo faremo attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la scrittura, perché il nostro obiettivo questa sera non sarà soltanto quello di mettere in luce quello che è un fenomeno purtroppo diffuso e che non cessa, che non vuole cessare, però il nostro obiettivo soprattutto è quello di mettere in luce la donna, la capacità che ha la donna di rinascere, di riproporsi, di mettersi in gioco, ed è questo quello che noi oggi faremo attraverso l'arte. Assessore, ecco, parliamo anche dei suoi protagonisti nel dibattito di questa sera. Sì, ci sarà innanzitutto la scrittrice Ester Rizzo che presenterà il libro Le donne disobbedienti, poi ci sarà Giovanni Moscato che farà un monologo e accompagnerà anche la scrittrice, l'attrice Lia Rocco, ci sarà un momento di danza, ci saranno anche il gruppo di Oppolo, Tradizione Oppolese, che faranno dei monologhi sempre inerenti al tema. Ci saranno tante altre sorprese e staremo bene insieme. Approfondiremo il tema, questa è la nostra seconda edizione, Il rosso si indossa e non si versa. Sarà dedicato questa serata particolarmente alle donne coraggiose, racconteremo storie di donne del passato e del presente e lo faremo attraverso l'arte, con la musica, con il canto, con il teatro e con alcuni momenti e spunti di riflessione. In un clima strano, estivo, con il caldo, ma ci sono questioni che hanno bisogno sempre di essere approfondite. Io sono stata invitata dall'assessore e dall'assessora di Oppolo per dare il mio contributo e chiaramente ho pensato subito a Maragrazia, la vecchia protagonista dell'altro figlio di Luigi Pirandello, che ci racconta una storia di violenza, di povertà, di guerra e di lacrime. Vi presenterò Donne disobbedienti e parlerò anche un po' del labirinto delle perdute, perché riportare alla luce e alla memoria le storie di queste donne che hanno combattuto contro vari tipi di violenza penso sia veramente importante per far capire come i diritti acquisiti delle donne sono fondamentali e sono sempre purtroppo in pericolo, e come la violenza non è soltanto la violenza finale, il femminicidio o la violenza contro le donne, ma c'è un substrato culturale di violenza che parte da quella verbale, e quindi altro non è che il femminicidio altro non è che la punta dell'iceberg, e noi dobbiamo necessariamente, per eliminare questa piaga terribile della nostra società, andare a lavorare su questo substrato. Anche questa sera parleremo di violenza sulle donne. Tutte le occasioni naturalmente sono necessarie per poter divulgare la notizia che esiste un centro antiviolenza, che le donne possono usufruire dei servizi gratuiti del centro antiviolenza Telefono Aiuto, che ormai dal 2003 esiste nel nostro territorio.
e quindi anche questa sera, nella convivialità di questa bellissima serata, parleremo di un tema molto importante, toccante e soprattutto che riguarda le donne e non solo, perché ricordiamoci che la violenza sulle donne non riguarda solo chi la subisce, ma soprattutto chi può esserne a conoscenza, e quindi tra il pubblico magari ci potrà essere qualcuno che è a conoscenza e potrà cogliere l'occasione per aiutare una donna. È un evento importante, sono delle tematiche sulle quali è giusto investire ed è importante parlarne, è importante fare conoscere qual è la legislazione attuale, anche per permettere a chi è veramente vittima di violenze di sapere quali sono gli strumenti a sua disposizione, a sua tutela. Tra l'altro che lavora in un posto dove è quotidianamente a conoscenza di queste persone anche. Certo, noi ovviamente gestiamo gli autori di questi reati e quindi è un altro il profilo che ci riguarda. Sono stato invitato, sono stato onorato di far parte di questa manifestazione, un tema molto importante, attuale e sempre da tenere sotto controllo, sotto mano, da cercare di portarlo sempre avanti, non solo stasera ma anche proiettarlo nel futuro, cercare di parlare nelle scuole, nelle varie attività sociali, qualsiasi cosa che si possa fare possa essere utile ad eliminare un pochettino questo problema sociale che esiste e sempre attuale.